Sono arrivati! Oh oh! Molto bene! Questi sono i pannelli LED wall per la mega lattina. Sono due, infatti spero che non sia mega scam questa. Ma torniamo un attimo indietro, vi spiego bene che cos'è il progetto della lattina LED wall. Se vi siete persi il video ve lo lascio qua in alto. In sostanza il progetto è realizzare una lattina di impavida in scala grande, verrà 1,50 m circa di altezza, completamente wrappata di pannelli LED wall. Vi faccio vedere il progetto. Come vedete la lattina finale è più o meno di questa forma qua, è composta principalmente da 3 sezioni. Una è la struttura, ok, questa qui che la facciamo in lamiera zincata, tagliata al laser, calandrata e puntata con delle saldature per tenerla curva. Una volta terminata la struttura andiamo ad attaccare sopra i nostri pannelli in modo da avere il diametro esterno reale di quello che ci serve per andare a creare il tappo e il fondo della nostra lattina, e saranno queste due parti qua. Quindi in sostanza un lavoro molto semplice, nella pratica chi può dirlo? Partiamo con questo? Vai. Che ci arriva da LED Jinzo Ye Pro Max. Ultra 15. Cosa apro? Allora, questi qua, come vi dicevo, sono i pannelli LED flessibili che utilizziamo per fare la lattina mappata mega insegna luminosa. Qua scatta in gioco il buon Gabri, che è l'esperto della Situa, per spiegarci che cosa mi hai fatto comprare. Qua dovrebbero esserci i LED wall. Secondo me qua dentro sono tutti i pannelli. Psicopatico. Che psicopatico. Allora, prima cosa, istruzioni. Allora, qua abbiamo tutte le tile. Queste si chiamano tile. Dovrebbero essere 80x40 che... quanto fa 80x40? 4200 ovviamente. Sono 80x40 pixel flessibili, 16 cm x 32. Ok. E queste qua sono tutti LED RGB passo 4, quindi ogni 4 mm c'è un LED. Quindi qua dovrebbero esserci solo tile. Facciamo un rapido calcolo. Dalla bolla Tiriamo fuori, la bolla è sparita. 6 x 8? 48. 48. 3. Dovrebbe essere 51. Allora, in ogni pezzettino qua ce ne sono 6. 24. Per 9, 54. Certo che sì, questo qua che arriva da che è una città della Cina, non so se lo sapevi. Vicino a He. Allora, qua dentro dovrebbe esserci un po' il cuore di tutto quanto. Cioè tutte le schede e l'elettronica. Schede, cavi, elettronica. Allora, tira fuori tu perché io non voglio. Partiamo da qua. Questo qua, questo è il cuore di ogni, chiamiamola mattonella. Quindi creeremo con queste tile, dovrebbe essere 8 per receiving card, si collegheranno a questa receiving card e creeranno una mattonella. Di queste mattonelle ne dovremo fare 6, adesso devo fare ancora tutti i calcoli, quindi quanti ne abbiamo di queste? 6. Questi sono componenti SMD. Allora, qua abbiamo connettori flat, allora questi sono connettori flat per tutte le tile. Bocca boia. Molto bene. Ma sembriamo professionali. Guarda, ma guarda che lavoro! Ma se li hanno fatti? Cioè, già fatti, già divisi. Già cablati? Ah, i cavi Ethernet che dicevi che magari non c'erano. Questa sono stracurioso. No, tu non sai cosa stai aprendo. Non sei alimentatori, ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da 40 ampere. No, 5 ampere. No, 40 ampere. Qua abbiamo degli occhialini di metallo. Quelli sono quelli di Robin. Posiamo qua. Questo sono curioso perché hanno scritto service tool. Ah, e non si sa cosa sono. Non si sa che cos'è, credo che sia qualche cosa per spirulini. Ciao Leo, auguri! Cos'è? Una pistola? E cos'è? È la ventosa! È una ventosa. Ma come? Non sto sempre vedendo proprio direttamente. Sappi che io giocherò tantissimo con senti come è soffice. Tra le cose io non mi aspettavo di ricevere una aspirapompette.
Oh! È fortissimo sto che bello! Meraviglioso! È riempito di polvere. No, prova a tirarlo su. Ma lasciamo Ezio di là che si diverte con la sua nuova pompetta. In questo nuovo format del progetto di Impavida dobbiamo svolgere tante lavorazioni, come vi ho già detto nel precedente video, e li racconteremo in un modo diverso dal solito, con video più frequenti e un po' più dinamici. Abbiamo meno di un mese di tempo per realizzare tutti questi progetti e di sicuro gli imprevisti non mancheranno. Quindi fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo gigantesco progetto di Impavida e soprattutto... Cosa? Che storia, ce l'ho fatta. Allora, intanto abbiamo qua collegate 8 delle 48 mattonelle che comporranno la lattina. Perfetto. Ti do 2 informazioni. Abbiamo 153.600 LED. Quanti? 153.600 LED. Lo scriviamo qua sotto che non riesco neanche a figurarmelo. 153.000. Questa qua che vedi è una mattonella fatta e finita programmata. Una di queste è mattonella. 8 di queste è una mattonella. Chiamiamola mattonella perché non è Quindi proprio il una termine adatto, però. Allora, ti spiego cosa ho fatto fino adesso. No. Ho programmato ogni receiving card, ne dovremo usare 6 per tutto il progetto, con 8 mattonelle. Quindi ognuna di queste receiving card sarà collegata a 8 mattonelle e formeranno una colonna verticale. Perfetto. Andremo a mappare tutta la lattina con 6 colonne verticali. Perfetto. Ok? Lo schermo che andremo a fare sarà di 90 pollici. Quindi se apriamo la lattina è come avere un televisore di 90 pollici. Quindi noi effettivamente stiamo costruendo un monitor da 90 pollici wrappato. Esattamente. Esattamente. Trovatemi un altro che fa contenuti del genere. Sono riuscito a programmare ogni receiving card con le mattonelle. Noi avremo un processore che non è questo, ma è un processore che sarà in grado di ricevere via cloud tutti i contenuti che vorranno, quindi li possiamo caricare sia da remoto sia da chiavetta direttamente sulla lattina. Quindi a prescindere uno, anche se è o se Impavida o qualcun altro ci chiede un'animazione di un altro tipo, la si può creare, caricarla direttamente sulla lattina da remoto e lui... Assolutamente sì. Cazzo! Assolutamente sì. Questo è un bel servizio. Un'altra informazione, praticamente ci sarà la sending card che manderà il segnale e poi a cascata andremo a collegare con dei cavi di rete molto semplici ogni receiving card, quindi ci sarà la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Dovremmo realizzare degli enclosure per queste schede elettroniche e capire come mettere poi all'interno della struttura alimentatori, cablaggi, in modo che siano anche un po' ordinati, perché sennò viene un disastro come ho appena fatto qua dentro. Ogni receiving card controlla 8 di queste piccole mattonelle. Esatto. Messe in verticale e formano una colonna e abbiamo 6 colonne di queste. Quindi abbiamo un alimentatore che alimenta le sue mattonelle e la receiving card per andarla a programmare e poi a cascata con i cavi Ethernet si collegano uno all'altro in modo da formare un monitor gigante. Esatto. Abbiamo una scheda di controllo iniziale che non è questa per caricare sopra i nostri file. Quindi il succo è questo, molto semplice. Ci manca solamente la struttura per provare ad attaccarli sopra alla fine. Esatto. Venite! Ok, abbiamo appena ritirato la calandra e adesso andiamo a rimuovere tutti i rettangoli. Ok, struttura finita, adesso prendiamo i pannellini, vediamo un attimo com'è il look quantomeno. Il fatto di fare la struttura aperta così è perché da dentro comunque noi abbiamo lo spazio per tutti i connettori e l'elettronica che non tocca, perché qua sulla lamiera andrà a toccare solamente la parte di gomma con i magneti. Beh, l'effetto mi sta piacendo già adesso. Prova a misurarmi un attimo per vedere se la misura era quella. Ma la misura è sbagliata.